Buon pomeriggio, benvenuto al vice Buon pomeriggio a sindaco tutti. Massimo Pesce, che ormai è un abitué di questa trasmissione. Il sindaco ha altri impegni istituzionali e quindi Certo, sono qui. giustamente. Vediamo questo servizio e diciamo subito che non è uno scherzo d'aprile, non è un pesce d'aprile, si riferisce al viale Laino. Vediamo il servizio e poi commentiamo insieme. Le enormi buche e il manto dissestato non fanno più notizia e neanche la vegetazione incolta e rigogliosa che invade strade, marciapiedi e attraversamenti pedonali. Ma transitando sul viale Laino non sfugge agli occhi dei passanti l'ennesimo paradosso catanese. Diciamo subito che non è un pesce d'aprile, insomma, non è uno scherzo. Di fatto, con la strada in pessime condizioni, disastrata in più punti, persino sulle strisce pedonali, è stato pensato di rifare la segnaletica orizzontale. Il bianco in evidenza sul grigio del selciato ci sta, il bianco in evidenza sul verde è invece incomprensibile. Non si spiega come e perché chi ha spruzzato la vernice non abbia preso in considerazione la presenza delle erbacce, letteralmente ricoperte di bianco. Nessuna fatica neanche per rimuovere detriti e foglie che hanno cambiato colore. Ora magari saranno più visibili a chi è preposto alla raccolta, quantomeno lo speriamo. Dal bianco della vernice al giallo dell'albero di mimosa che nasconde in questo caso un marciapiede. A pochi metri, sempre sul viale Laino, c'è una fermata dell'autobus senza pensilina, chissà che non possa tornare utile per ripararsi dalla pioggia o dal Sol Leone. E poi c'è la strada, disastrata e groviera, che può veramente fare brutti scherzi, altro che pesce d'aprile. No, non c'è proprio il pesce d'aprile, che dice? Beh, intanto chiariamo una cosa, rispetto al verde le competenze sono distribuite tra la multiservizi per ciò che concerne le aiuole e il verde quindi della città e l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti Igiene Urbana a Catania per quanto riguarda tutto ciò che riguarda il verde del ciglio stradale, erba incolta che sui marciapiedi e quant'altro. Quindi vedo che è una situazione che purtroppo investe in questo momento due assessori, perché l'assessore al verde non sono più io ma è l'assessore Petralia, quindi mi rendo conto anche di una esecuzione dei lavori fatta male certamente da MTS che ovviamente ha dipinto la strada nei fatti e le foglie, non ha fatto un lavoro, un'esecuzione lo fa perfetta. l'MTS? Sì, la segnaletica stradale orizzontale. Orizzontale sì, se ne occupa MTS. Quindi io, tra l'altro, Viale Laino, che è un'arteria molto importante, ovviamente oggi pomeriggio stesso parlerò subito con l'assessore Petralia per fare un'azione congiunta, chiamerò anche il presidente MTS per ovviamente andare a ripristinare i luoghi così come è giusto che siano e quindi spero anche domani di poter preparare l'intervento togliendo anche quel grande cespuglio di mimosa che ovviamente ostruisce il passaggio sul marciapiede, quindi è anche molto pericoloso perché su una curva. Quindi assicuro subito i nostri concittadini che domani, spero anche domani stesso, di poter fare un intervento con l'assessore Petralia e con gli operai competenti. Ci fa molto piacere sentire il vice sindaco Pesce prendere questi impegni. Adesso parliamo invece cambiamo immagine, le ruspe che sono in azione nell'ormai ex palestra, ecco, l'abbiamo mostrati anche ieri a Piazza Lupo, perché lì cambia tutto, ci sarà un giardino pubblico tecnologico, percorsi pedonali, riorganizzazione delle aree di sosta, dopo lo sgombero, quindi si guarda al futuro, no? Sì, certamente ci sono state delle manifestazioni di protesta, come è normale che ci siano probabilmente in un paese democratico, quindi nella nostra città assolutamente è pacifico. L'amministrazione ovviamente è aperta a qualunque proposta, ovviamente che possa venire dai ragazzi, dalle associazioni per venire a loro incontro. Però è chiaro che qui era una contrapposizione tra degrado e decoro più che tra cittadini e amministrazione, quindi la scelta è quella di riqualificare quell'area che non è solamente Piazza Lupo ma anche Piazza Maiorana. Si tratta di 15.000 metri quadri e quindi area verde, una zona pedonale, sicuramente arredi urbani ed anche dei parcheggi, sono previsti circa 130-140 stalli appunto per i residenti. Credo che questo è un po' di rendering, sì, un processo di rigenerazione urbana
quindi restituiamo una zona che diciamo attualmente è un po' degradata. Noi abbiamo tante proteste dai residenti, dagli operatori commerciali che insistono sulla zona e quindi è giusto intervenire, e quindi pensiamo di riqualificare tutta quella zona e quindi certamente si unisce poi a via Teatro Massimo, quindi al Teatro Massimo Bellini. Quella zona sarà bellissima, c'è vicino a Napoli anche al porto e lì ci sono altri lavori in corso, quindi un processo di rigenerazione urbana molto importante, tra l'altro con fondi appunto comunitari, quindi diciamo penso che ci sarà un po' di disagio per i residenti, parliamo di circa 9 mesi di lavori, però certamente ne vale la pena. E c'è un'altra notizia positiva, parliamo sempre di strade groviere piene di buche, invece finalmente arrivano dalla regione i fondi, ne abbiamo parlato tante volte anche con il sindaco. Quali sono le priorità? Avete un cronoprogramma, come si suole dire, cioè prima questo poi quello? Oggi possiamo dire di sì. Intanto parto da una premessa, che il sindaco è davvero molto impegnato su questo fronte, perché ci tiene molto ovviamente alla sicurezza stradale, e quindi la sicurezza stradale ovviamente non può prescindere dalle strade che siano percorribili in sicurezza. Detto questo, noi abbiamo in città circa 750 km di strada. 750 km, insisto, sul territorio comunale, quindi un intervento radicale su tutte le strade, penso che occorrerebbe un impegno di circa 400 milioni di euro, che è praticamente impossibile. Detto questo, le cose concrete da fare. Il sindaco ha dato mandato all'assessore Petralia, che è l'assessore competente, di seguire un bando regionale a cui noi abbiamo partecipato. Il 12 marzo è stata stilata la graduatoria definitiva, noi siamo assegnatari di circa 17 milioni di euro, che ovviamente stiamo aspettando il decreto di finanziamento, e quindi immediatamente partiranno i lavori per alcune strade ovviamente della città, circa 25 km di strade, ovviamente le arterie principali, quelle che sono spesso oggetto anche di vostri servizi televisivi, di interventi dei nostri concittadini. Accanto a questo, con spese correnti del comune, 188.000 euro per la precisione, appena vengono sbloccati dalla ragioneria, serviranno, e in un giro di un mese saranno effettuati i lavori, saranno investiti per diciamo, la sede stradale che va dall'aeroporto fino all'ingresso della città. Anche quella è un'arteria ovviamente molto trafficata, e quindi è giusto ripristinarla. Faccio uno scherzo io adesso, l'assessore Petralia gli staranno fischiando le orecchie se non è in ascolto del programma. Non lo so se è in ascolto. Vabbè, a fin di bene. Allora, in queste ore sono state approvate importanti delibere. Un progetto significativo riguarda la riqualificazione di Piazza Palestro. Sì, sono state una serie di delibere votate in giunta, alcune importanti sull'intelligenza artificiale, per esempio, perché il processo di digitalizzazione del comune va avanti speditamente, e questa importantissima sulla riqualificazione di Piazza Palestro. Lo spazio antistante l'arco sarà ripavimentato e sopraelevato di circa 10-20 cm per impedire il parcheggio delle auto, ovviamente. E poi ci sarà tutta la ripavimentazione della piazza, riqualificazione delle aiuole, il ripristino dell'illuminazione, e saranno implementati anche i giochi di una piccola area giochi che insiste sulla piazza. Anche questa non sono solamente interventi estetici come Piazza Maiorana, abbiamo parlato di Piazza Lupo, adesso Piazza Palestro, altre 3 piazze importanti della città. Non sono soltanto interventi estetici, ma significa restituire alla città e ai cittadini degli spazi godibili, vivibili, sicuri, e quindi credo che con questo si migliori la qualità della vita. Non c'è dubbio. Grazie anche per queste precisazioni. Ci fermiamo provvisoriamente, adesso toccherà a voi. Vi ricordo, lo vedete sul lato destro del teleschermo, il numero WhatsApp 342 74 55 005 e la mail che tra un po' comparirà, Sicilia24 al numero 24 Sicilia24focus@telecolor.it. Brevissima pausa e poi di nuovo in diretta con il vice sindaco di Catania Pesce, che ringraziamo ancora. State con
Bentornati all'appuntamento con il vice sindaco di Catania Pesce. È il vostro momento, sulla destra in basso al teleschermo il vostro numero di WhatsApp e poi anche eventualmente la mail sicilia24focus@telecolor.it. Vediamo se ci sono già pronti dei messaggi, sono appena arrivati. Tutto in diretta qua, non c'è niente di... ecco, buongiorno, orario di chiusura, ore 14 dei CCR. Non agevola, anzi ostacola, chiedo almeno un giorno a settimana di apertura pomeridiana. Nelle more, poi dice, aggiunge, l'amara considerazione che i servizi non sono pensati e gestiti per il cittadino ordinario. Ma si firma Maria Silvia Ali. CCR, ricordiamolo. Sì. Allora, i centri comunali di raccolta. Centri comunali di raccolta. Allora, in città, intanto vorrei ricordare che prima del mio insediamento erano soltanto 2 in città, oggi sono 6. 6. Ovviamente questo comporta anche una presenza del personale, inevitabilmente. Dobbiamo far conto di quello che è l'appalto che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Fosse per me e per il sindaco li aprirei H24, purtroppo non è possibile perché non abbiamo per il personale da adibire, non è possibile farlo. Noi avevamo pensato a prima c'era un orario al mattino, 4 ore al mattino, 3 ore al pomeriggio, però molti concittadini ci chiedevano l'orario continuato, anche alcune associazioni. Purtroppo le esigenze sono sempre le più disparate e quindi noi abbiamo scelto di fare un orario tutto sommato unico, 6 ore che vanno dalle 8 alle 14, perché quando lo facevamo dalle 9, perché lo facevamo prima dalle 9, l'abbiamo cambiato più volte perché noi secondo le esigenze rappresentate possiamo modificare. Dalle 9 ci veniva rappresentato che chi andava prima perché doveva andare al lavoro. Voleva aperta almeno alle 8, allora abbiamo fatto questa scelta. Però la signora dice di aprirlo almeno una volta il pomeriggio. Ora verificherò se è possibile, perché ripeto, io sarei pure per aprirli anche per almeno 12 ore al giorno, anche perché, direttore, devo dirle che abbiamo tantissimi accessi e in alcuni giorni addirittura c'è la fila per entrare. Che bello. Sarà perché anche sta aumentando la sensibilità da parte dei cittadini. Sicuramente perché avendone 6 raggiungiamo quasi tutto il territorio del comune di Catania e quindi è sempre più vicino casa. Anche la terza cosa è certamente il sistema premiante, perché chi conferisce potrebbe avere uno sconto sulla Tari rispetto ai volumi, alle tonnellate di rifiuti che conferisce nel CCR. Quindi io lo capisco, la signora dice bene, dovremmo verificare, purtroppo è un appalto che a noi spesso ci condiziona, però verificherò se ci sono delle soluzioni. Di aumentare il personale e di conseguenza gli orari. Esattamente. Grazie. Vediamo ancora se c'è qualche altro messaggio pronto. Buongiorno, è assurda la condizione di via Duca degli Abruzzi Piccanello. Non aggiunge, aspetti, mostra anche una fotografia. Per i rifiuti. Lì sono abbandonati, ovviamente non sono abbandonati diciamo una sorta di discarica quella. Sì, è vero. È una sorta di discarica perché non è vicino a abitazioni, né a condomini, né a esercizi commerciali. Bene, sì, via Duca degli Abruzzi. Devo dire che via Duca degli Abruzzi io la conosco, alcuni tratti funziona bene, alcuni tratti dove ci sono esercizi commerciali, diciamo così e così, però devo verificare, farò delle verifiche, magari farò un intervento e considerato che la signora ci rappresenta questo disagio, magari farò predisporre un pattugliamento per verificare se c'è qualcuno che non si comporta degnamente. Beh, certo, ottimo, grazie. Andiamo avanti. Altri messaggi? Signor Sindaco, è prevista la riqualificazione di Piazza Bovio? Le fontane non funzionano da anni a Piazza Bovio. Allora, attualmente la riqualificazione di Piazza Bovio non è prevista. Devo dire che in Piazza Bovio siamo intervenuti già per le aree giochi e un po' per il verde. La signora dice per la fontana l'abbiamo trattato la scorsa settimana, finalmente abbiamo dato l'appalto in gestione, esternalizzato l'appalto per la gestione delle fontane.
segnalerò appunto questa fontana di Piazza Bovio, però rispetto alla riqualificazione della piazza attualmente non è in programma. Beh, però già la fontana potrebbe essere il primo passo, Piazza poi magari da cosa nasce cosa, come si suol dire. Buongiorno, strade da e per aeroporto. Completamente rotte, piene di buche, pessimo biglietto da visita per i turisti e i visitatori, si firma Francesco Capparelli, NCC, quindi è un autista conducente. Sì, e quello che avevo anticipato prima della domanda, ripeto, questa è una cosa che faremo a breve, ripeto, stiamo aspettando la firma della ragioneria che sblocca i fondi, abbiamo dei fondi nostri comunali per lavorare, per subito operare un intervento importante proprio sulla strada che va dall'aeroporto all'ingresso della città. Beh, quello è importante. È sicuro, quello non è una promessa, lo faremo proprio a breve, nel giro di un mese. Beh, questo è molto bello che lei ce lo dica, Beh, effettivamente ha ragione il nostro ascoltatore, perché è il primo biglietto da visita, uno che arriva. E anche chi se ne va, certe volte rischia i minuti. È vero. Allora, buongiorno, le chiedo di valutare l'installazione, scusate, di cassoni intelligenti per il riciclo con buoni spesa, aiuterebbe a ridurre i rifiuti. Cioè, dice intelligenti per il riciclo con buoni spesa. Allora, i mangiaplastica che già noi abbiamo sparsi in città, ne abbiamo 18, già prevedono un sistema premiante. Non sono buoni spesa, sono dei buoni. Sono premi. Rispetto ai cassonetti intelligenti a cui si riferisce, penso, il lettore, sono quelli che, l'ho detto io in trasmissione, direttore, l'altra volta, che metteremo nei prossimi mesi in città. Su quelli stiamo pensando a un sistema premiante che non può essere collegato allo sconto sulla Tari, e quindi potremmo appunto pensare anche a un sistema premiante che possa includere anche dei buoni spesa, oltre ad altri altri cioè premi. Non soltanto, non possono essere coinvolti la riduzione della Tari? Non si può fare, ma si potrebbe fare? Cioè, sia perché sul cassonetto intelligente può arrivare anche un turista e utilizzarlo, e non solamente chi è, mentre invece al CCR può andare il censito Tari, e quindi chi conferisce può avere uno sconto sulla Tari. E che è residente. Perché è residente ed è censito Tari. Censito Tari, certo. Allora, andiamo avanti ancora. Notizie questo è semplicissimo, sul rifacimento del lungomare, secco. Sì, a breve si farà l'intervento, è una cosa che sta seguendo il sindaco, che tra l'altro ha la delega ai lavori pubblici. Si ripristinerà la piazza Nettuno, perché in questo momento è tutta transennata, perché non è agibile, non è dichiarata agibile, e certamente ripristineremo la voragine che si è creata a lungomare, quella voragine. Comunque in giunta abbiamo votato una delibera presentata dallo stesso sindaco, abbiamo stipulato un accordo, una convenzione con l'università, perché facciano delle verifiche su tutto il lungomare, per capire se è un lungomare che ci lascia tranquillo, che pure invece questo è importantissimo, perché anche colmare una voragine con quello che stiamo vedendo in questi giorni, non solo in Sicilia, mette un po' in allarme, no? Infatti il sindaco vuole appunto che l'università, c'è chi è competente, possa darci delle indicazioni su come è la situazione. Soprattutto, è chiaro, esperti di questo. Molto bene, andiamo avanti. Buongiorno, desideravo sapere se avete approvato, mi sposto perché ho dei riflessi con la luce, no? Sto benissimo. Allora, desideravo sapere se avete approvato come comune alla rottamazione Quinquies Salvo da Catania, cioè breve, l'applicazione della Quinquies nazionale nella regione Sicilia e di conseguenza poi a Catania. Allora, ci sta lavorando qui l'assessore Marletta, che è l'assessore al bilancio, e quindi penso che a breve daremo appunto notizia su come si potrà accedere anche nel nostro comune a avere questi benefici. Bene. Io nomino sempre gli assessori, mi fa piacere, perché noi facciamo un gioco di squadra, quindi ognuno con le proprie competenze e i propri ruoli. E questo fa molto piacere anche a noi, che ci fa vedere che cosa significa amministrare una città di Catania con le diverse competenze. Quindi interessante questo qua, l'applicazione catanese della Quinquies
rottamazione, stiamo parlando di quello. Buongiorno direttore, buongiorno sindaco, buongiorno a voi, a lei. Al viale Mario Rapisardi abbiamo bisogno della corsia preferenziale BRT, c'è il progetto? Domanda. Questo è un argomento che è sul tavolo, questo è un argomento che sta seguendo in prima persona il sindaco, purtroppo lì bisognerà decidere se farlo o meno, perché come sempre ci sono opinioni contrastanti e quindi io credo che il sindaco incontrerà ovviamente gli operatori, i residenti, le associazioni e fare anche un bilancio, capire se con il BRT si possono avere benefici sia in tema di traffico, di viabilità e anche di facilità di percorrenza. BRT? Praticamente è un percorso privilegiato per gli autobus, c'è già il BRT che scende, diciamo, da Canalicchio fino a Via Tannea e quindi con un percorso già delimitato l'autobus cammina tranquillamente. Su Viale Maria Pisardi questo implicherebbe, perché sarebbe al centro, implicherebbe dei sacrifici dal punto di vista dei parcheggi, delle corsie delle auto, eccetera. Quindi dobbiamo capire se è conciliabile con tutto questo. Perché va messo al centro. Sì, solitamente è al centro. Benissimo, andiamo avanti. Buon pomeriggio, ci sono novità sul parco urbano di Montepo? Grazie Alba Catania. Scusi. No, lì più che novità, lì si sta procedendo, c'è il finanziamento, non ricordo a che punto è, perché c'era una gara importante lì sul parco, questo prendo appunti e mi informerò. Così potrà informarsi. Eventualmente poi Come vedete funziona così il meccanismo, quando ha la risposta pronta ce la dà in diretta, altrimenti si segna gli appunti, così come faceva anche il sindaco trentino. Allora andiamo a vedere, buongiorno, in via Armando Diaz, antistante un famoso bar Giorno, ci sono auto in doppia e tripla fila, per non parlare della sporcizia. Armando Diaz, sì, davanti a un bar famoso, che adesso lasciamo stare il nome. Girerò questa segnalazione al comandante della polizia locale. Per quanto riguarda il nostro concittadino parla di sporcizia, sì, quello farò fare la verifica io immediatamente. Per quanto riguarda l'altro aspetto, cioè della doppia fila, interesserò il capo della polizia locale. Altri messaggi sono tantissimi, come vedete, anche perché il vice sindaco Pesce risponde con una velocità e con facilità. Buongiorno, volevo fare una segnalazione per il quartiere di San Giorgio. Ci sono enormi presenze di spazzatura con migliaia e migliaia di ratti. Perbacco. Qua siamo a San Giorgio. Io non so quale zona di San Giorgio si riferisce, perché in una zona di San Giorgio, dopo la trasmissione della scorsa settimana, sono andato io personalmente, abbiamo fatto degli interventi non risolutivi, perché c'è un terreno che è privato e non è comunale e che causava questo proliferare di ratti. Credo che la situazione sia migliorata se si riferisce a quella zona, perché San Giorgio mi dovrebbe specificare quale vie di San Giorgio, perché San Giorgio è abbastanza grande. Ma a quanto pare no, però, dalla segnalazione che fa. Tutta la San Giorgio mi sembra un po' esagerato. Che sia tutto il quartiere, popolata di topi. Mi sembra un po' esagerato. Lì la situazione è un po' migliorata, non è risolta, interveniamo quasi quotidianamente sia con derattizzazione che con pulizia. Lavaggio stradale eccetera, speriamo di risolverlo e soprattutto prima che arriva l'estate. Magari il prossimo mercoledì ci dirà se la situazione è migliorata. Sì. Allora c'è ancora tempo per qualche altro messaggio? Quando verranno consegnati i lavori di Corso Sicilia? Sì. Ogni settimana ne parliamo anche col sindaco. Quando verranno consegnati i lavori di Corso Sicilia e Parco della Repubblica? Però devo dire, direttore, quanti cantieri in città? Piazza Pietrolupo, Piazza Maiorana, abbiamo parlato di Piazza Palestro, sì, ora chiedono Piazza Bovio, Piazza della Repubblica, Corso Sicilia. Che la città sia un cantiere io penso che sia positivo. Si noti. È chiaro che i cittadini hanno qualche disagio,
sicuramente sarà una zona bellissima, perché avremo un parco all'interno della città, proprio del centro storico quasi, perché Piazza Grenoble siamo a 2 passi da Piazza Stesicoro e avremo un parco. Sulla consegna, allora, se lei ricorda, il sindaco è stato qui e aveva detto che avrebbe incontrato l'impresa proprio per accelerare sui lavori, e devo dire che da quando è intervenuto il sindaco i lavori stanno procedendo celermente. Io ci passo spesso, sui tempi precisi di consegna non so dire, però sono certo che saranno, forse non dico anticiperanno, ma manterranno le scadenze previste, perché c'è stata una forte strigliata da parte del sindaco della città, perché quella zona è un'arteria molto importante, Corso Sicilia, ci rendiamo tutti conto, è anche difficoltoso operare, mentre appunto è un cantiere a cielo aperto. E questo significa anche che hanno un grosso risultato le vostre telefonate, i vostri WhatsApp, i vostri messaggi, perché come vedete sono sollecitazioni che poi si realizzano man mano con il sindaco e con il vice sindaco Pesce, che ringraziamo ancora. Grazie a voi, grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti. Bene, grazie a voi, buon pomeriggio e buona prosecuzione.